La Basilica di Sant'Antonio, obiettivo sensibile principe per la città di Padova, protetto da forze speciali addestrate appositamente per l'antiterrorismo, selezionati su base volontaria fra i militari più esperti e sottoposti a un corso intensivo di un mese che avrà poi continuo aggiornamento. I carabinieri del Comando Legione di Padova hanno presentato la loro nuova aliquota antiterrorismo, una delle 3 venete che comprendono anche Venezia e Padova. Sono 3 squadre, come accennavo, che graviteranno nella zona di Padova, di Verona e di Venezia e verranno impiegate su dei turni che andranno a integrare già l'attività di controllo del territorio svolta dalle pattuglie e delle perlustrazioni fornite dall'Arma e delle altre forze di polizia. I carabinieri addestrati sono una sessantina distribuiti fra le 3 province venete, copriranno turni per 18 ore al giorno e verranno impiegati nei luoghi considerati ad alto rischio di attacco. Personale che ha frequentato uno specifico corso che è stato svolto presso reparti speciali e hanno conseguito una specifica abilitazione nell'uso di armi e equipaggiamenti particolari che consentono migliori margini di efficienza in caso di intervento e anche una migliore protezione a tutela della sicurezza degli interessati e anche dei cittadini indirettamente. Con loro c'è un cane specialista per l'antiesplosivo, ha 4 anni e si chiama Nio. I suoi compagni operativi hanno in dotazione 2 tipi di armi automatiche che potrebbero permettere di colpire bersagli particolarmente lontani. Sono nuovi assetti che il Comando Generale dell'Arma ci ha assegnato per garantire un migliore azione di controllo del territorio e garantire un professionale pronto intervento alle esigenze.